questo romanzo pensando non tanto alla violenza sulle donne quanto alla sofferenza e quanto le donne possono fare e quindi salvarsi da eventuali situazioni insomma, così come è successo in questo periodo con tutte queste donne che appunto sono state anche uccise, visto che si parla della giornata della violenza sulle donne. Un libro sicuramente che entra nel merito di quello che è il dolore, insomma, che è la sofferenza femminile. È contornato dal periodo storico 1862, quindi nel periodo subito post-unitario, e chiaramente questo periodo insomma, di varie vicissitudini insomma, di cui sappiamo già, quindi improntato su quello che succede in quegli anni sia a livello di costume, sia a livello storico, sia a livello sociale. Questo è quanto io ho voluto far emergere. La protagonista sicuramente una ragazza molto forte, una ragazza che io ho voluto che avesse questa forza, perché ritengo che ci sia necessità di avere donne forti, c'è anche la necessità di avere uomini forti, così come devono essere, e imparare esattamente che il rispetto non solo nei confronti della donna, ma entrambi devono avere rispetto gli uni degli altri. Così, solo così si può vivere. Costanza in questo caso ci fa capire che bene o male lei è un inno alla vita e ci sarà un altro uomo che in un modo o nell'altro le renderà insomma